È strana la vita. Crediamo di decidere, ma poi decide per noi lei. È sempre così, è sempre stato così, sarà sempre così. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. Un cappuccino veloce e un cornetto, Carlo Marchesi non dà troppo peso all'aspetto. 44 anni, commissario da 5, il ruolo gli sta stretto, non gli piace, no, non lo convince. Essere sbirro non era il suo sogno, ma è accaduto. Probabilmente non gli è convenuto. Davanti ai vecchi amici sta muto, forse un poco si vergogna. Per loro la pula andrebbe messa alla gogna. Carlo va in questura, non ha dormito niente. A sua figlia Marianna ci pensa sempre. Ha compiuto 12 anni il mese scorso, che strano. Il tempo scorre lesto e l'inganno più villano. Arriva una chiamata, una donna è stata ritrovata senza vita e con la faccia sfigurata. Si chiama Barbara Marchesi, è un brivido. La morte ti entra dentro con il suo sibilo. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. La scientifica fa avvicinare Marchesi, che scuro in volto e chiarisce: non voglio commenti. Riconosce Barbara dai suoi capelli mossi. Con lei vanno via tutti gli ultimi sogni. Si erano conosciuti quando lui era stato trasferito in questa città di mare che dissa amare, in cui credeva di ricominciare. Ma purtroppo anche stavolta si è insinuato il male. Barbara era incinta, aveva 30 anni appena. Marchesi ancora ricorda quella sera d'inizio primavera, la loro prima cena. Quei graffi sulla schiena, una passione sincera. Accanto a Barbara c'è un bigliettino con scritto: Marchesi, non vedrai nascere il tuo bambino. Marchesi riconosce in un secondo la grafia. Il colpevole sa già chi è, lo assale la pazzia. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. Demoni interiori, insicurezze, paure, esistenze crude, esperienze dure, anime perse in queste selve oscure dove il volto del dolore non ha più nemmeno un nome. Alberto Testori, narcotrafficante, Marchesi lo mise dentro tempo fa. Erano amici da ragazzini, ma poi il fato rimescola le carte e decide per noi. Testori gli promise vendetta e non ha mai smesso di pensare a ciò. Quando era in cella, una volta uscito, ha organizzato tutto nel dettaglio. Marchesi a sottovalutarlo ha fatto un grosso sbaglio. Marchesi e Testori, due facce della stessa medaglia, entrambi divorati dalla rabbia. Sono faccia a faccia, ora chi spara per primo. Quanto è cupo il destino, un uomo quanto può essere meschino.